Pronti partenza ed è subito stop, altro che iter veloce per la finanziaria regionale che sulla carta e senza alcuna certezza promette di dare 1,5 miliardi a imprese e famiglie siciliane per risollevare l'economia dell'isola. Dopo aver votato il primo articolo, quello sui fondi ai comuni, l'articolo 2, la maggioranza va subito in tilt. Passa infatti un emendamento del Partito Democratico che stanzia 5 milioni di euro, uno in più rispetto all'anno scorso, all'Oasi di Troina, la struttura che assiste disabili mentali e che è stata travolta dall'emergenza coronavirus. Poi scontro durissimo tra il governatore Nello Musumeci e il deputato di Italia Viva Luca Sammartino. L'esponente di Italia Viva chiede il voto segreto su emendamento che toglieva fondi ancora al turismo per darli allo sport. Il governatore va su tutte le furie. Presidente. Signor Presidente, desidero dire con estrema chiarezza che la richiesta del deputato Sammartino non fa onore né a lui né a questo Parlamento. Lei si dovrebbe vergognare, deputato Sammartino. Sì, chiede la parola, tanto io sto lasciando l'aula, stia tranquillo. Nel momento in cui tutta la comunità siciliana si aspetta chiarezza da questo Parlamento, nella legge di stabilità lei chiede di votare di nascosto. Si vergogni lei e chi asseconda la sua richiesta. Io per protesta, signor Presidente, abbandono l'aula e mi creda è un fatto etico al quale non posso assolutamente aderire. Si vergogni, deputato Sammartino. Mi auguro che di lei e di quelli come lei si possa presto occupare ben altro palazzo. Scusate colleghi. L'aula è sospesa per 10 minuti. Rimane l'ok all'articolo 1 sui fondi ai comuni, con alcune riserve come quelle per le stabilizzazioni dei precari negli enti in dissesto e i fondi per i comuni delle isole minori. Lo stanziamento sulla carta è uguale a quello dello scorso anno, circa 350 milioni, ma ben 130 milioni restano congelati in attesa di un accordo con lo Stato, senza il quale anche i comuni subirebbero un taglio pesantissimo. Passa l'emendamento di Fava sul fondo per le iniziative di bilancio partecipato che vale 2 milioni. Passa anche l'articolo che consente alle società sportive che già ricevono fondi dalla regione, sia professionistiche sia dilettanti, di poter avere gli stessi finanziamenti dello scorso anno, anche se non hanno svolto attività a causa dell'emergenza coronavirus. In ultimo, all'Oasi di Troina arriva un contributo che passa da 4 a 5 milioni di euro. L'emendamento su Troina passa a voto segreto per appena 3 voti, nonostante la netta protesta di Fratelli d'Italia, contraria perché il milione in più veniva tolto al capitolo del turismo, settore questo guidato in giunta dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, l'assessore al turismo Manlio Messina. Bagarre in aula, i deputati di Fratelli d'Italia escono per protesta e il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, che già aveva faticato non poco per tenere l'aula, sospende la seduta.